Il 14 aprile 1980 ci lasciava a soli 60 anni Gianni Rodari, giornalista, scrittore, poeta e intellettuale originale e complesso, unico autore italiano ad essere stato insignito del Premio Nobel della letteratura per l'infanzia, il premio Hans Christian Andersen. Quest'anno, in occasione del centenario della sua nascita, il Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto, con le sue 12 biblioteche, vuole omaggiare la sua figura e la sua opera, come autore di 1000 storie per bambini e ragazzi di tutti i tempi e come osservatore creativo del ruolo della scuola in una società in continua evoluzione. Ecco allora una mostra dedicata a lui e ai suoi libri. La visiteremo insieme e daremo alle sue pagine scritte voce con parole, immagini e musica. La mostra è allestita nella sezione Ragazzi della Biblioteca di Castelfranco Veneto. Non è purtroppo al momento visitabile, ma confidiamo il più presto di poterla aprire al pubblico. La passeggiata di un distratto. Mamma, vado a fare una passeggiata. Va pure Giovanni, ma sta attento quando attraversi la strada. Va bene, mamma. Ciao, mamma. Sei sempre tanto distratto. Sì, mamma. Ciao, mamma. Giovannino esce allegramente e per il primo tratto di strada fa bene attenzione. Ogni tanto si ferma e si tocca. Ci sono tutto? Sì, e ride da solo. È così contento di stare attento che si mette a saltellare come un passero, ma poi si incanta a guardare le vetrine, le macchine, le nuvole e per forza cominciano i guai. Un signore molto gentilmente lo rimprovera. Ma che distratto sei! Vedi, hai già perso una mano. È proprio vero! Ma che distratto che sono! Si mette a cercare la mano e invece trova un barattolo vuoto. Ma sarà proprio vuoto? Vediamo. E cosa c'era dentro prima che fosse vuoto? Non sarà mica stato sempre vuoto fin dal primo giorno. Giovanni si dimentica di cercare la mano. Poi si dimentica anche del barattolo, perché ha visto un cane zoppo. Ed ecco che per raggiungere il cane zoppo prima che volti l'angolo, perde tutto un braccio. Ma non se ne accorge nemmeno e continua a correre. Una buona donna lo chiama. Giovanni! Giovanni, il tuo braccio! Ma che? Non sente. Pazienza, dice la buona donna, glielo porterò alla sua mamma. E va a casa della mamma di Giovanni. Signora, ho qui il braccio del suo figliolo. Oh, quel distratto, io non so più cosa fare e cosa dire. Si sa, i bambini sono tutti così. Dopo un po' arriva un'altra brava donna. Signora, ho trovato un piede, non sarà mica del suo Giovanni? Ma sì che è suo, lo riconosco dalla scarpa col buco. Oh, che figlio distratto che mi è toccato, non so più cosa fare e cosa dire. Si sa, i bambini sono tutti così. Dopo un altro po' arriva una vecchietta, poi il garzone del fornaio, poi un tranviere e perfino una maestra in pensione. E tutti portano qualche pezzetto di Giovanni. Una gamba, un orecchio, il naso. Ma ci può essere un ragazzo più distratto del mio? Signora, i bambini sono tutti così. Finalmente arriva Giovanni, saltellando su una gamba sola, senza più orecchie né braccia, ma allegro come sempre, allegro come un passero.
e la sua mamma scuote la testa, lo rimette a posto e gli dà un bacio. Manca niente, mamma? Sono stato bravo, mamma? Sì, Giovanni, sei stato proprio bravo. La mostra si sviluppa in 5 sezioni. La prima è interamente dedicata all'opera di Gianni Rodari, a partire dal 1950, quando Rodari pubblica per la prima volta il romanzo di Cipollino con Editori Riuniti, fino al 1980, quando viene pubblicata l'opera Il gioco dei quattro cantoni. Rodari consegna l'opera a Einaudi. Non vedrà purtroppo mai la sua pubblicazione perché muore improvvisamente in aprile di quell'anno. La collaborazione tra Rodari e l'editore Einaudi inizierà a partire dal 1960 con l'opera Filastrocche in cielo e in terra. Le favole a rovescio. C'era una volta un povero lupacchiotto che portava alla nonna la cena in un fagotto. E in mezzo al bosco, dov'è più fosco, incappò nel terribile Cappuccetto Rosso, armato di trombone come il brigante Gasparone. Quel che successe poi, indovinatelo voi. Qualche volta le favole succedono all'incontrario e allora è un disastro. Biancaneve bastona sulla testa, pa! I nani della foresta. La bella addormentata non si addormenta. Il principe sposa una brutta sorellastra. La matrigna tutta contenta. E la povera Cenerentola resta zitella e fa guardia alla pentola. La seconda sezione è dedicata ai libri su Gianni Rodari a partire dal 1980, quindi dalla sua morte in poi. Abbiamo quindi biografie dedicate a Rodari, saggi critici, articoli e poi alcuni testi dedicati alla scuola italiana sulle orme di Gianni Rodari. Questa sezione verrà ben sviluppata e approfondita nei 5 incontri di formazione programmati dal 4 al 17 dicembre. Qui continueremo la lettura di brevi storie e filastrocche che mettono a fuoco alcuni temi della poetica rodariana. C'era una volta un gatto che andava nel Canada e questa è la metà. Portava un cartoccetto di pane col prosciutto e questo è tutto. Re Federico. C'era un re di nome Federico che andò in guerra e cercava il nemico, ma il nemico era andato a comprare il gelato, infischiandosi del re Federico. Nemico, nemico, vieni fuori che ti aspetto. Adesso no, finisco il sorbetto. Vieni fuori che ti aspetto con la spada e con la lancia. Adesso no, perché ho mal di pancia. Re Federico, per la disperazione, buttò la corona e andò in pensione. Ciao miau. Un signore di nome Stanislao incontrò un gatto e gli disse ciao. Il gatto tra sé pensò, che ignorante però, non sa nemmeno dire bene miau. Il signore di Venezia. A Venezia un signore è diventato un pesce. Un altro signore prova, però non gli riesce. Su, guardi com'è facile, è utile, è di moda. Basta farsi crescere 2 pinne e la coda. Quel signore va nuotando per canali e canaletti e saluta i conoscenti che passano sui vaporetti. Qualcuno dice strano, qualche altro dice bello vedere un pesce che si leva il cappello.
Le teste scambiate. Marco e Mirko, i gemelli terribili, non hanno alcun rispetto per la grammatica e per i suoi esercizi. I discoli non sanno a quali spaventose conseguenze vanno incontro. Ieri, per compito, essi dovevano accordare una lista di nomi di animali con una seconda lista di verbi. Ecco ciò che essi hanno scritto. Il gatto ruggisce, la pecora ulula, il lupo squittisce, il topo miagola, il leone bela. A questo punto però un leone è balzato nella loro camera dalla finestra. Era molto offeso. Se volete diciamo pure che era arrabbiato. Ah, io belo, io faccio beh beh. Ora vi faccio sentire. Con la zampa sinistra ha afferrato Marco, con la destra Mirko e ha cominciato a battere la testa di Mirko contro la testa di Marco. Le teste dei terribili gemelli non si sono rotte, però si sono scambiate. La testa di Marco è finita sul collo di Mirko, la testa di Mirko è finita sul collo di Marco. La mamma, quando è rincasata, ha avuto un bel da fare a rimettere le teste al loro posto, consumando molta colla, con quel che costa la colla al giorno d'oggi. La terza sezione della mostra è dedicata agli illustratori di Gianni Rodari, a partire da quelli storici degli anni 50, come Raul Verdini, Emanuele Luzzati, Maria Enrica Agostinelli, fino al 1960, quando inizia la collaborazione di Rodari con Bruno Munari. Alcune opere poi vengono illustrate anche dalla figlia di Rodari, Paola. Numerosi sono gli illustratori che si sono dedicati poi negli anni all'opera di Gianni Rodari, a partire da Alessandro Sanna, Beatrice Alemagna, Silvia Bonanni, Nicoletta Costa, Altan, Valeria Petrone, Olimpia Zagnoli, Anna Laura Cantone, Elena Del Vento e moltissimi altri. I mari della luna. Nei mari della luna tuffi non se ne fanno, non c'è una goccia d'acqua, pesci non ce ne stanno. Che magnifico mare per chi non sa nuotare. Quanti pesci ci sono nel mare? 3 pescatori di Livorno disputarono un anno e un giorno per stabilire e sentenziare quanti pesci ci sono nel mare. Disse il primo: ce n'è più di 7, senza contare le acciughette. Disse il secondo: ce n'è più di 1000, senza contare scampi ed anguille. E il terzo disse: più di 1.000.000. Tutti e 3 avevano ragione. I 3 dottori di Salamanca. 3 dottori di Salamanca si misero in mare su una panca e se non andavano subito a fondo facevano certo il giro del mondo. 3 dottori di Saragozza si misero in mare in una tinozza e se la tinozza a galla restava, qui la storiella non terminava. Filastrocca impertinente. Filastrocca impertinente, chi sta zitto non dice niente, chi sta fermo non cammina, chi va lontano non s'avvicina. Chi si siede e non sta ritto, chi va storto non va dritto e chi non parte in verità in nessun posto arriverà. Il pane. Se io facessi il fornaio, vorrei cuocere un pane così grande da sfamare tutta la gente che non ha da mangiare. Un pane più grande del sole, dorato, profumato come le viole. Un pane così verrebbero a mangiarlo dall'India e dal Cilì i poveri, i bambini, i vecchietti e gli uccellini. Sarà una data da studiare a memoria. Un giorno senza fame, il più bel giorno di tutta la storia. Quarta sezione. Quanti scrittori hanno fatto propria la lezione di Gianni Rodari? Quanti si sono mossi a partire dalle sue opere e dalle sue intuizioni? Qui abbiamo raccolto una selezione di questi scrittori a partire da Pietro Formentini, che ricordiamo
perché è mancato proprio quest'anno, per passare poi Roberto Fiumini, Fabian Negrin, Nicola Cinquetti, il francese Bernard Friot, Jack Tessaro, Stefano Bordiglioni, Giuseppe Calicetti, solo per fare alcuni nomi. Poesia e fumetto numero 3 di Pietro Formentini. La valigia invisibile. Ho visto una maestra con la faccia da lavagna. Ho visto un panettiere con la faccia da brioche. Ho visto un francobollo con la faccia da postino. Ho visto una patata con la faccia da purè. Ho visto un uovo fresco con la faccia da gallina. C'era anche una valigia con la faccia da partenza, però io non l'ho vista perché quando l'ho guardata, lei era già partita. Da C'era un bambino profumato di latte di Roberto Piumini. L'oca. Un'oca, vestita da cuoca, per gioco accese il fuoco sotto una pentolata d'acqua salata. Ci mise un pizzico di basilico, un aglio, per sbaglio, mescolò lentamente col mestolo lucente, aggiunse un po' di menta e quando fu contenta si tolse il vestito da cuoca, lo appese a un chiodo, quell'oca, e si tuffò nel brodo. Dal mio mondo a testa in giù di Bernard Friot, visita. Ah, dottore, gemé l'orco, non va affatto bene, sento come un peso sullo stomaco, ho sempre voglia di vomitare, se continua così bisognerà che mi metta a dieta. Ora vediamo, dice il medico, non si preoccupi, non sarà nulla di grave. Mi dica che cosa ha mangiato negli ultimi giorni. Allora, Dice l'orco facendo mente locale. avantieri ho messo sotto i denti una guardia campestre, e poi un ciclista e una signora che vendeva frutta e verdura, tutto freschissimo, non troppo grasso. Non è certamente questo ad averla fatta ammalare, dice il medico grattandosi il mento. E ieri che cosa ha mangiato? Ieri ho divorato una maestra e qualcuno dei suoi allievi, non mi ricordo più quanti, sono così piccoli a quell'età. Non è che ha mangiato tutta la classe in un sol boccone, vero? No, ne ho tenuto da parte qualcuno per la merenda. E per cena mi son fatto un panino con un carabiniere e 2 direttori di fabbrica. Per dolce ho scelto una ballerina con tutto il tutù. Nient'altro? Sì. Ne è sicuro? Rifletta bene. Adesso ricordo, attraversando la foresta ho mangiato una fragolina di bosco. Non dica altro, è stato questo a farla star male. E lei pensa che sia grave? Ma niente affatto, tenga in goi questa pillola e fra 30 secondi non sentirà più niente. E non sarò costretto a mettermi a dieta. Ma per nessuna ragione al mondo, riprenda tranquillamente la sua alimentazione abituale, ma eviti le fragoline di bosco e i lamponi. Oh, grazie dottore, grazie mille. E l'orco tutto felice ritrova di colpo il suo appetito, si riveste velocemente, si rimette le scarpe, salta addosso al medico e ne fa un sol boccone. Non poteva mancare una sezione dedicata ad una delle grandi passioni di Gianni Rodari, il teatro e in particolare i burattini. Gianni Rodari scrive infatti alcune opere dedicate proprio al teatro, Marionette in libertà, Gli esami di Arlecchino, Storia di Remida e anche alcuni scritti dedicati all'importanza del teatro nella scuola. Coincidenza vuole che la sezione ragazzi della Biblioteca di Castelfranco sia proprio dedicata ad un burattinaio, Beppe Pastrello. Ecco perché abbiamo dedicato la nostra bacheca ad un'opera intitolata La filastrocca di Pinocchio di Gianni Rodari con illustrazioni di Raul Verdini.
Accompagnano la sezione alcune figure in cartapesta di maschere italiane del Teatro dell'Arte realizzate da Beppe Pastrello. Pulcinella andava a Biella, montò sopra una carrozzella e se il cavallo era attaccato, certo a quest'ora era arrivato. Pulcinella andava a Torino, montò sopra un cavallino e se il cavallo non era di legno, andava a Torino e anche a Collegno. Pulcinella ed Arlecchino cenavano insieme in un piattino e se nel piatto c'era qualcosa, chissà che cena appetitosa. Arlecchino e Pulcinella bevevano insieme in una scodella e se la scodella vuota non era, chissà che sbornia quella sera. La mia mucca è turchina, si chiama Carletto. Le piace andare in tram senza pagare il biglietto. Confina a nord con le corna e a sud con la coda. Porta un vecchio mantello e scarpe fuori moda. La sua superficie io non l'ho mai misurata, ma deve essere un po' meno della Basilicata. La mia mucca è buona e quando crescerà sarà la consolazione di mamma e di papà. Signor maestro, il mio tema potrà forse meravigliarla, io la mucca non ce l'ho e così ho dovuto inventarla. Il topolino dei fumetti. Un topolino dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un giornale e desideroso di cambiare il sapore della carta con quello del formaggio, spiccò un bel salto e si trovò nel mondo dei topi in carne ed ossa. Squash! Esclamò subito sentendo odor di gatto. Come ha detto? Bisbigliarono gli altri topi messi in soggezione da quella strana parola. Splum, bang, gulp, disse il topolino dei fumetti, che parlava solo la lingua dei fumetti. Deve essere turco, osservò un vecchio topo di bastimento che prima di andare in pensione era stato in servizio nel Mediterraneo e si provò a rivolgergli la parola in turco. Il topolino lo guardò con meraviglia e disse Zip, fish, bronc. Non è turco, concluse il topo navigatore. E allora che cos'è? Vatte la pesca. Così lo chiamarono Vatte la pesca e lo tennero un po' come lo scemo del villaggio. Vatte la pesca? Ti piace di più il parmigiano o il groviera? Split? Gronk? Zi, rispondeva il topolino dei fumetti. Buonanotte, ridevano gli altri. I più piccoli poi gli tiravano la coda apposta per sentirlo protestare in quella buffa maniera. Zonk! Splash! Squar! Una volta andarono a caccia in un mulino pieno di sacchi di farina bianca e gialla. I topi affondarono i denti in quella manna e masticavano a cottimo facendo cric, 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 come fanno tutti i topi quando masticano. Ma il topo dei fumetti faceva crack, scrack, scrack. Impara almeno a mangiare come le persone educate, borbottò il topo navigatore. Se fossimo su un bastimento saresti dato buttato a mare. Ti rendi conto, no, che fai un rumore disgustoso? Crack, disse il topolino dei fumetti e tornò a infilarsi in un sacco di gran turco. Il navigatore allora fece un segno agli altri e quatti se la filarono, abbandonando lo straniero al suo destino, sicuri che non avrebbe mai trovato la strada di casa.
Per un po' il topolino continuò a masticare. Quando finalmente si accorse di essere rimasto solo, era già troppo buio per cercare la strada e decise di passare la notte al mulino. Stava per addormentarsi quando ecco nel buio accendersi 2 semafori gialli. Ecco il fruscio sinistro di 4 zampe di cacciatore. Un gatto! Squash! Fece il topolino dei fumetti con un brivido. Gragragnau! Disse il gatto. Cielo! Era un gatto dei fumetti! La tribù dei gatti veri lo aveva cacciato perché non riusciva a fare miau come si deve. I 2 derelitti si abbracciarono, giurandosi eterna amicizia, e passarono tutta la notte a conversare nella strana lingua dei fumetti e si capivano a meraviglia.